aiutare a breve posti di lavoro. E l'hai trovato? Niente, era già stato occupato una... Mia crede che mi ha già passato un guai con sta fatica che non si trova. Invece guai l'ha già passato con chi l'imbecille deficiente mio fratello Giacomino che rapporta ogni volta che faccia con te ai miei genitori. E era portato pure che sono disoccupato, è così? Proprio così. Ma non ti preoccupare, Salvatore, perché pure per te esce un raggio sole. Un momento. È solo malediente con tu testa. Ma che le che dici, sto fratello tu non c'era niente che fa. Ma a te non ha innamorato. Innamorata? È più sciamarezza. Ma pensiamo a noi. Sì, pensiamo a noi. Stamattina t'ha già vista con il balcone. Tenevano un cappelluccio rosso porpora. Ma parevano vescovo. Pure t'ha già vista. Teneva una vestaglia nera con l'asciugamano bianco in capo. Ma pareva una monaca di un monastero di Santa Chiara. E poi tu tenevano un pigiama tutto celeste che manica bianca. Ma pareva un angelo che scella. E tu sotto la vestaglia tenevi una camicia in otta celeste con tutte le merlette rosa. Ma pareva la Maronna in da cantata di pastura. E poi ti mise a cantare. E ma pareva Una messa cantata, è così. Ma che dice? Ti piace quando canti? Astaria. È un modo come un altro per dire che ti voglio bene e che sei tutta vita mia. Salvatore, però tu già dice una cosa. Che i tuoi non vogliono perché sono disoccupato, saccio. Proprio così. E mio padre, pur di allontanarmi da te, si può trasferire con tutta la famiglia a Torino. Però si trova un posto. Scusamma, era sta mannata. Sì, Amore mio, quando si... Iniziamo! L'ho sempre detto, questo non è un quartiere, ma la villa comunale. Oh, no, non so. È proprio voi che siete la moglie che compare mi parlate così. Vi diamo fastidio, forse? Ma che la canticchia? Oh, sentimento, ma forse cambiezza la mia fa. Io dovevo in dopo che mi monta, piazza allegra. Ausi e chiedere. Oh, no, non siete, state esagerando, sapi? Ah, ma lasciala perdere. Amore mio, io vado a comprare un paio di calze e tu che fai? Io penserò a te. Fai pure, ma ce lo alzare. È buio, mangiate la pallezza. State buono, amore mio, Ciao, scrivici il papà. ciao tesoro, ciao. Oh, no, non siete. Ma mi spiegare che ci avete trattata così? Perché? Perché sono 3 giorni. Con un pariello tuo non si fa vedere, non si fa vedere. Stai iniziando a monnezza. Non signore, le brisce a me non si fa vedere. E a te chi? E aiutarlo con la chitarra a fare un provolino circografico. Lo so, che non è fissato. Sembra tu che la chitarra scassata con te. Un provolino circografico. Un provino discografico, volete dire? Come dici tu? Ma se non la conosce perdere tempo, visto che la voce ti scarica con te, io la saprò. E facete buono. Voi siete pure più giovani rispetto a essi. E siete pure una bella femmina. Grazie, Salvatore, grazie. Divertitevi pure voi come sta facendo issa a Roma. Sta divertendo, io vedo. Occhiate recenti. Lo conosco buono, compare mia. È un Don Giovanni ossequioso. No, è solo un grande latuzza. E perciò, divertitevi pure voi. La vita è bella, l'annunziatina. E sa da godere. O l'annunziatina, godete pure voi. O l'annunziatina prima che sia troppo tardi, godete! Ma che capite che sto frastazzando? Madonna mia, c'è pazienza, sono stanco, ma dire stanco. Madonna mia! Madonna mia, come sto stanco, ma dire pure stanco. Mamma mia! Mi è scoppiata! E tu cammini che viene per terra. Ma ce ne vaccino! Allora tu sai, madonna che giornata, hai fatto un provino qua, che emozione, non si aveva sotto a me. Ma ti hai fatto sentire giù, ma si sta con pensiero, tre giorni, tanto sta più combinata, sono tre buttate a bene che fa. Avete tagliato un giradisco? Sono stato, io adesso sono un cittadino, non sapete? Io vengo da Roma, io sono un romagnolo. Ma romagnolo,
dici diamine ce l'hai fatta sto provino. E Gesù, che aveva finito a Roma e non faceva una prova. Ma che sei un uomo? La prova non conosce la commissione. Comunque, non si ma non si fosse una... Bene, sono giusto, no? Mi hanno fatto subito un'incisione. Ma che te ne va con tu? Allora mamma, non si ha già capito la cosa penale. Mi hanno fatto fare 33 giri. Uè, non ti si sta qua! Ecco, ma ha girato la zona che l'aveva poscevata da te. Non ti faccio una ferma giri! Signore, come si chiama là? Oh, cosa là? Oh. Dici? No, mi hanno fatto fare 3-4 l'ombrello. Uè, non compra la parte in qua! E che? Come io? Ecco, tirate la gratina. Come si chiama? Oh, il coso rotondo, CD, o DGT, o CTO, che domanda una cosa. Ci va pigliarmi allora, che è successo? E poi c'è chiusa un'altra commissione. Madonna mia, ma non dica, mi trema tutta la voce. Madonna mia! Sembra a coppa 600 persone. Ma mica era una pulizia! Certo. Poi io stavo con capo della commissione, il commissario generale. Vietsero, mi avrebbero male spalle tanto, gli occhi a così, la capa tanto. E sto appena avanti sei cantato, stavi svenendo, mi ha offerto subito una tournée, a Bruccolillo e poi a Chicago. Quelle buone bruccoline c'ho in avanza! Ma che sta capendo, che c'è in avanti? Bruccolillo e Chicago, sono due città della Normandia. E dimmi una cosa, te l'hanno fatto sto contratto, sì? Sì, arriva in giornata. Però io ho scelto la Bruccolillo, non sa di ho scelto Chicago. Hai fatto buono, allora io bene che te la manna sta tournée a Chicago. A Chicago, però voglio fare Chicago e notte, voglio fare. Lo trovo meglio a Chicago e notte, non sa di. L'aria è fresca, capito? No, si siamo venuti, non sa niente da fare. Voglio pure io. Ah, sì? Io a Chicago e notte. Hai capito là? La mia mamma, non può venire. Perché? È perché a Roma sanno che tu sei morto da un camion. Ma sapevo che te È perché per fare il cantautore deve avere le ammiratrici. E si sa che sono sposata e poco te. E perde proprio l'ammiratrice, capito? No? Sì, allora sai che ti dico, Capuria, senza cantare, tengo gli ammiratori. O prima sai chi è? Salvatore Compariello tua. Oh, parliamo mio. Fino Nippola. A te. A Vatta Corta. Sì, A te. sì. Ha avuto sto coraggio. Ma che non so fare morire. No, diceva la moglie del suo compare. State che non ti muovere. Perché uccideranno anche per tu e non sa di. Sapere sta arrivando, sta venendo io. A chi? Sapere sta venendo là. Allà? No, a qua. Ma signore, rimane qua. Io me lo vado a batterita. E perché non aveva batterita? Sai con me? O sa che mi fa pressione. Lo sai. E chi mi tu sa che mi sa me? Compa, buongiorno. Buongiorno. Siete tornato? Sì. Sono tornata appositamente per te. Per me? Sì, Ma sì. che era vostro lui? No, mia moglie sta bene senza il suo maritino. Ah, sì? Mi ha detto tutto, ho capito tutto. È bravo. È proprio il mio contadino. Ce la facciamo, Ce la facciamo, Ce la facciamo, Ma che lei, compare a Roma, cagnate per Roma? Compare, poco fa parlavo con vostra moglie. Parlavi con mia moglie. Stava assai in ansia. In perché ansia. a Roma. A Roma. E oggi cercate la consolana poi. Non mi dice faccio te faccio te capace. Sicché hai avuto il coraggio di fare uno scorreggiamento a mia moglie. Che oggi fatto? Un scorreggiamento a mia moglie. Scorreggiamento. Tu, o compagno mia. Voi, pensate... State massa lì. State massa lì. Lo so. State massa lì. Mi so che mi dite che dice una cosa che se si va a perdere tutto il rispetto che tengo per voi. Non vi scordate che mi avete messo la mano in coppa a spalla. Sì. Io la mano la ci coppa a spalle. A tua moglie, ma tu c'ho io metto, praticamente. Non basta massa lì. A calosturina. A calosturina. State massa lì. Perché devi allorire tutta la mano. State massa lì. Cercate non vi far scappare. Una parola. E che sta stronzata che avete pensata. O se no compare buoni, io lavoro. Ma si mi scappa. La data lì. Sì. Ci siamo spiegati. È stata la buona. Ha fatto cornuto demasiado. Ce l'hai la parola, ce l'ho un paio. Madonna, non mi dice stri, se mi sa chiamare con me che. Ma che sto perdonando di c'era, non c'è meno mia. No, buffo, ma può capire che era tutta una scusa per vedere se tu veramente ti gelosia di me, è stata una bugia. No, ma non mi voluta. Spassa noi. Allora poi che stai facendo succede un assassinio. Vuoi? No, chissà me. Sta ammazza di buono, voglio vedere pure io. Fuori voglio vedere Chicago che notte, hai capito? Vabbè, e che già fa?
ti porto pure a te a scicare. Siamo tu a scicare che notte la mesa, va. E tutte le sere ti porterò a ballare. Sei contento adesso? Vogliamo pure. Va. Che c'è necessario, che sei contento? Zanzane! Ehi, stai pure a corso del quartiere, eh? Zanzane, ne ammassate un po'. Che si tratta? Oggi ti sposa Ernestina Manfredi. Oh, vero, con questa sposa. Sei sposo con Armando Zitone. Oh, si torna, Manfredo. Ma che è un matrimonio di pastificio? E allora si sposa. Dai, Non da sacrestia mamma, no, Dicevo dove si sposa? Il ristorante. il ristorante va per lo scugnato. Ah, avere lo scugnato, non so chi. Io vanno monato. Ma si mangiano maccheroni al dente, mai visto là, Lo so, ma E che c'è fa? Che ti giuri di appena una camminata con la chitarra una volta piacere. Come no, E sai, allora spicci da fare presto. Ho primi impegni. Quando sono da parte Ho primi impegni quando sono venuto a Roma. che Ma che ci prima coppa la festa? Eh. Che cazzo ne faccio sentire? E pure che Maria Teresa. No, che è successo a Pimo? Non mi senti cocca da cosa? E a te ti faccio sentire la canzone. Quale? E supposto è donna Clotilde. Urga, supposto. Ma perché non facevo farmacista invece di cantare? Ma non ora retta che lo sfaturato. Invece si trova una fatica vera. E chiami a Ofraia, mi sa apparecchia pure lui. So, ma posso mettere a sciambere papà? No, che ne ti va troppo rossa. Non ti preoccupare, Totò. Ma che ti fai più grosso, una bella sciammerita fai pure tu. Chissà quanti fischi e pernacchi cantano saperi. So, prima mannaggia ci faccio. Ora come faccio? Amore. So. Ris. Uè, me l'hai fatta a me, pernacchi. sai, non sto allenando, non sto allenando. Mamma mia bella. Hai capito, Salvatore, il fidanzato di mia sorella Carmena? Se la intende con la moglie del suo compare, hai capito? E intanto la mia Chiarina non viene. Sta aspettando un sacco di tempo e non si fa vedere. Che è una dispettosa, ma come si può fare? È più di un anno che siamo fidanzati e ancora non me la danno un bacetto. Ma appena vedo la già del popposo Totò, perché questo non si fa. Mannaggia. Dopo un anno e 4 giorni che sono stato fidanzato, tutto insieme mi lasciate e questo non si fa. E promesso che mi hai fatto tutto viento s'ha portato, chi lo viento svergognato e questo non si fa mai, non mi tenga a questo, non mi tenga e a casa tua ci vengo perché mangia 20 si sfila tutte le calze seta fina, fornisce a ballare e dopo da nascondo su tanina, fornisce da sentà, poi ti scassa tutta casa e se tu mi hai fatto festa, io ti scassa pure a capo perché mangia 20k. Sì, un gradone, un grandissimo, un gran, oh male che mi hai fatto te la già fa papà. Un gradone, un grandissimo, un gran, oh male che mi hai fatto te la già fa papà. Barista! Barista! Chi è? Prego, comandate. A me tutto bene, a te mammina come sta? Sta a posto fratellino? Cacao, chi? Comandate, desiderate? Ma sì, vorrei cacao, però una cosa è pressa. E si riunisce qua. Scusa, capisci? Quando uno vuole cacao si va subito in un bar, a me è palese, a te no? O palese vostro, sì, ma o palese mio no. Comunque, teniamo il bagno che non funziona. Questo è proprio scemo, la droga. Ma insomma, ti trova sempre parlando con la gente, volendo faticare, sì o no? Bifolcuccio, bada bene che io non sono la gente. E chi si tratta tributaria, che vuoi? È venuto qua perché va trovando cacao e va pure preso. Capito, tu parli per me sta fuori. Che avete capito te tu? Io non sto parlando del cesso, non sto parlando di quella cosa che avete capito voi, ma sto parlando di una tazza di cacao zuccherata e bollente. Ma capisci, sembra una cosa banale, perché voi capite. Quello che capite tu. È meglio, va. Sono pure più scemenata. Prego, accomodatevi. Grazie. Dove lo prendete? A dove gli sorta? O ci vuole mi intendeva dire lo prendete fuori o al banco? No, ma c'è che paga presto, prendo al banco. Un momento, io sono poco piccioso con queste cose. Che marca di cacao avete? Cacao Salca. No, con tutto rispetto per cacao Salca, ma io cerco un altro tipo di cacao. Forse cacao napoletano? No! Cacao San Giorgiao? No! Cacao Porticciao? No! E allora? Cacao!
andare al bar. Adesso gli faccio una sorpresa. Cacao, meravigliao, questo cacao è veramente una bonnezzao, non sapete fare. E intanto la mia chiarina non viene, sto qua con un pensiero. Maronna mia bella, ma sempre che... Sto qua! Pozzo a sanuaia. Chiarina, minando su perché si spatta in terra e mora. Non lo dicerò nemmeno per pazzia, se tu muori non mi sposo più a nessuno. Tattara. Senti, Chiarina mia, devo dare una notizia folgorante. Salvatore, il fidanzato di mia sorella Carmela, se la intende con la moglie del suo compare. Dimmi, com'è questa messalina? Voglio dire la moglie del compare di Salvatore. Se perché sta boccia, è una bella femmina. È una bella femmina, ov'è? Eccoti servito. Mamma mia bella, mamma cacao meravigliato, e tazzao. Voi uomini siete tutti uguali, stai attento Giacomì che se mi tradisci ti ammazzo e se muori non ti sposo più. E per forza, non ti sposo con la morte. Adesso questo fatto bisogna dirlo a tua sorella. Tu che dici? Come lo prenderà? E come lo prenderà? È una maniera penale sempre la da pigliare, no? Lo scarre Salvatore, perché lo scarre Salvatore è grosso assai. Ma ne fece una cosa, Salvatore e Carmela, parliamo di noi, chiari? Ma tu mi vuoi bene, perché se non mi vuoi bene ti scanna. E se ti scanna muore, e se muori non ti sposo più. No, non voglio morire. Oh, zittoso, mi hai fatto morire a me fino a ma tu parla pure. Ah, voi state qua? Lo sapevo che tu e sta buscettina mi spiavate, ma coglione! Calma. Sole! Amaro! Tanto fa perdere la lingua. Senti, sorella Carmela, ti devo dire una bella notizia. Una bella notizia. Che ne sapete voi? Cominciamo così. Senti Carmela, il discorso è lungo. Così. Chiariti il giorno tu. Vabbè, Carmelì. Così. Ah, se sa cosa mi c'è, sceri in culo. Sì. Ma insomma, così, come la dice? Senti Carmela, la mia dignità di uomo mi impedisce di dirti che Salvatore, il tuo fidanzato, sta andando con la moglie del suo compare. Salvatore mio, che ciò faceva giù? A Villa Comunale? Ma poi che capiamo? Sì. Non discutate vicino alla cosa di mia sorella. Che cosa? Che scema! Hai visto che fondamentalità? Mia sorella certe cose non ci tiene. Mamma mia! Perché non lo pregare niente? Ha diviso a scena con porcella. Ma scendi, cretina! Andiamo! È vero? Andiamo! È vero! Non riesci a così, perché oggi dai il dietto e oggi devo da voi se non moriamo! E ti si carica al cinema noi, sta cambiando l'acqua, poi non c'è. Per non tirare mi fai cadere, è seccato. Voi, e se voi non mi sposi più, chiari, me ne fate tanta a capo. Andiamo! Ma sì, è la verità, è la verità! Già dico bene, ma come andate a dirmi, capito? Poi? Questa Carmelina, voglio dire, si vede a Salvatore, voglio portare pizza, gli ha cantato una bella voce, faccio un bello duetto. A me ne porta un canto veramente. Mica domande. Chi è? Signorina Carmela. Per caso avete visto a Salvatore, sì? Salvatore? Salvatore. Salvatore è morto. È morto. E quando è morto? Forse si sono appiccicati, stanno un po' ammussati. No, io lo volevo perché mi voglio portare assieme a me a un matrimonio, perché è una canzone che ho fatto che gli va bene proprio, la può cantare soltanto lì. Avete sentito? La canzone... Che schifo! Che schifo! La lezione sì. Ancora da sentire la canzone, certo che fa schifo. Oppure ma volevo portare qui. Uè, compa, Salvatore. allora siete calmati. Voi sì. per un solo momento avete pensato che io non era vostra, è Mi possibile? ha spiegato tutte cose, mi ha spiegato, ma che è? I bisticciati con Carmelina, sì? No, perché? Prima ha detto che si è morto. Poi, come fai una canzone che ti voglio portare a pezzo a me a un matrimonio. Non dice nemmeno
Sonetta, che schifo, che schifo. Non ci faccio caso, sta sempre nervoso perché tenevo frate che è proprio scemo. Ah, che lo mangia Comunque ci ho comina. dato Augustina, me l'ha dato questo espresso per voi, viene da Roma. Ma non, io ho risultato lo primo che ci fatto a Ah, Roma. sì? Ma me lo vango, mi sto Ma com'è emozionando. che tu stai proprio a Roma? La magnificenza, vado. Ah, sono Ecco come contento. devi. C'è una commissione e 800 persone. Ah, che lo Parlamento. Poi c'è con il capo della commissione. La commissione, il commissario generale. Il commissario? Il quale davanti a tutti quanti, no? Ha detto, vicino a me, signor Saverio, adesso mi dovete dare la dimostrazione del vostro talento. In questo momento, annanzi a lui, ci dovete fare il pezzo duro, il pezzo forte. E voi l'avete fatto? E come l'ha già fatto? Annanzi a tutto quanto. Annanzi a tutti quanti ci fatto il pezzo duro. Gesù. E allora che hanno detto? Mi sono sforzato un poco, logicamente, perché l'emozione era assai, ma sapevo che ha asciutto il pezzo duro. Non appena ci cantato. E non succede allora è rimasto soltanto commissario. Tu non sai il pezzo duro qual è? E qual è? Una canzone che ci faccio in questi giorni. Ah, sì? L'ultimo stronzo. Il commissario generale appena visto l'ultimo stronzo, la canzone, ha detto basta così, signor Saverio. Con l'ultimo. Ecco, bravo, sei pulissimo. Siamo contenti, con l'ultimo stronzo siete stato approvato. Siete proprio la persona adatta per l'ultimo stronzo, faccia a me. È una soddisfazione, guarda, è una soddisfazione. Sono contento per voi. Grazie assai. Voi volesse fare con i compagni per omaggio io. Sta Carmela che mi aspetta, hai capito? Non riesco a la trovare. Va, faccia là, va. Ma come si può? Sei contento per me? Mi piace assai. La prossima volta porto pure a te A me, per l'amico mio, l'amico rosso. Mi piace assai questa ultima canzone che avete fatto. Eh? Sta proprio a paniere. Dici la verità. Gesù! L'ultimo stronzo! Ma pare come sta scoprendo io. Non capisci niente, non capisci niente. Ah, c'è voi? Sai che è una ciucciuetta? Tutto a posto? Ah, tutto a posto, tutto a posto. Avete visto la mia chiarita? E sta gravando in tuo bar. Chiarina mi sta sgravando. Che state dicendo? Sei una panza così, va. Chiarina mia. Che stai in tuo bar. What? Io sto parlando di Chiarina, la mia fidanzata. Che la gatta si chiama Chiarina come la vostra fidanzata, scusate. È stato- È l'altra fidanzata vostra. È stato un qui pro quo. È stato un qui pro Senti, quo. vi volevo dire una cosa, papà ha deciso, ce ne andiamo a Torino e noi lo seguiamo, domani partiamo. Ma non hanno sentito il mio Giacomino, prima che partite per Torino, io devo leggere questa lettera che viene da Roma, è il risultato del mio colloquio, del mio profilo, che sono un autore, io sono un cantautore. Voi che siete? Cantautore. Oh, sentite, questa sì che è più che bello, poi là, questo tipo che ti fa. Perché tutto il quartiere lo sa, perché sono un Oh, bravissimo. sentite, questa sì che è più che bello, poi là, questo tipo che ti fa. Di che stai? Vi stavo dicendo, io, Oh, sentite questa sì sì che è più che bello, Oh, poi là. chi sto stronzo che ti fa? Ma non state sfuttendo, scusate. No, è che io sono giocarellone. Ma non dovete leggere voi perché sono emozionato. Sei emozionato. Visto il risultato dopo Dite che non sapete leggere la corrispondenza romana. Qui c'è il nostro codice romano, No, non ci capite? Ma non siamo a tavolino. che dice Alessio, che dice? Ma sei emozionato! Hai pensato una tournée prima a Brooklyn e poi a Chicago, guarda. Leggete. Non mi sta zitto, come leggo? Per cortesia però. Attenzione, leggete. Vigilanza pure a me. Madonna mia. Ma no, che dice la lettera? Ancora te dice la prima parola, già dice. E ma la brutta faccia di fatto, dice. Ma datemi in ganzo. Io devo calare decide. Gentilissimo Saverio Vilzo. Sono io, Virzo sono io. È per forza che siete voi Vilzo. Mica sono io sono Giacomino Riso. Insomma, sono stati bizzarrissimi. Per piacere, leggete bene. Si è riunita la commissione d'ascolto per lei. Si è riunita la commissione d'ascolto per lei. Ma che sta nessuno, non dica. No, si è riunita la commissione d'ascolto per lei. Per lei chi? Per lei, per voi. Ah, per voi, per me. Per te. Per me, per te, per me. Guarda, mi dice. Cortesia, allora vogliamo scherzare, scherziamo. Leggete bene, Allora. leggete bene. Ma siete impazziti, sentite, non sapete? Non sto solo, caro, non ci vedo. Allora ci affaccia a terra, ma Leggete. ma che cazzo, state fermi. Appena pressione, C'è un leggete. terremoto. Allora, Che dice a Prissi? noi Che vi dice? abbiamo inviato questo espresso. Ah, meno male, che dice l'espresso? Allora, questo è il nostro giudizio. Ah, è arrivato un po' giudizio per me. Lei è Lei, io, sempre per me, voi. sì, sì. Lei è comunicativo, L'hanno con me. è
espressivo, L'hanno con me. creativo, Preservatorio. Preservatorio, hanno preservato qualcosa per me. infatti, però farebbe meglio se cambiasse mestiere. Non l'hanno con me, non ce ne può perché salta. Non c'è luce, leggete Come non c'è luce? Sta tu sola! Pazienza, scusate. È meglio che andare a leggere il registro Non proprio c'è così sta scritto. Ah, Leggete. Per cui le mangiamo. Per cui, per qua chi? A chi ha preso? Non sai. No, per cui! Ah, hai capito? Quello va dai! No, che a me mi pare male che mi hanno pigliato proprio per cuore, a me. Avete pazienza, scusate. Per cui le mandiamo la nota spese che voi ci invierete tramite vaglia incluso nell'espresso. La somma è di dire 300.000 per vitto, alloggio e spese varie. Che io ce l'ho! Pure Ma allora! leggete pure! Ma io sto scemo in capo a Roma, non ne capite niente! Io sono artista, sono un cantautore! ma pigliate con me, scusate. E voi avete letto la cosa, scusate! Leggete! Ma è fornuta! L'espresso. Ma non Pigliate capisco. qua. Sentite, ma voi pigliate un chilo nero? La miseria, ma no. Ma voi vi siete visto bene? Costume sale ancora allora. Ma per piacere. Ma per vicino, voi cantautori. Ma la minchia vengo pure forte. Allora forse mi sono io. On sapere bello. Ditemi! Ammazzo, Sisco, e ombrello. Se ci scemi di Roma, guarda. Non ne capite niente. Che tu assai, Carmela, come aveva da Non ne capite niente, non ne capite niente. Che sta? Non riesco più a trovare Carmela. Forse è partito per Torino. Ah, non dice che ne manca papazzia, è partito per Torino. A proposito, che dicevi dell'espressa Roma? Ah, ho rifiutato il contratto. Perché? No, uno era 4 soldi e basta. È meglio che cado doppio matrimonio a casa. Non spicciali a cantare! No, guarda, Lei c'è era cantato. addiato. Oggi si sposa Pina Baclaiola, Armando Cito. Ma non ristorante io. Allora, ma ve l'ho scugnato. Lo scugnato. Allora, si mangia per miciano al telefono. E magari preparato. Che? Don Zame! Allora, c'ho proprio serio, cara. Don Zame, ne sappiamo, venite a un prezzo che vogliamo sentire canzone. Non sapete, la prima canzone la vita di con me. Allora, che c'ha pronto per te? Quale? L'ultima cachissa. Proprio non mi ha preparato. Va a pigliare la chitarra, va. Io? Ci fai la porto coppo ristorante, così spariamo a portare io. Vabbè, vabbè. Sì, pigliaci la chitarra Elvis Presley. Ma spiritoso, se c'è un cantautore, vice Presley. Ma non vai a così elegante. A carnevale. Signor, oggi si sposa Armando Zittoni, un Pina Baclaiola. Well, io non preso e porto le cuffiette. Sì, signore, però 15 giorni si rimette il porto. Ma 15 giorni, e come porta a fare? Io sono tuo. C'è da dire, poi dice che non ti mangia. Che sugo. Luigi, si pronti, andiamo a matrimonio. Chiama che sta pezza. Ma che stai portando fuori? Lo stiamo pure una camera, non ci la E fammi. Allora, vado a cantare, non c'è lì. È un momento mio. Mi farà onore, il primo impegno dopo Roma. Vado, canto e torno, non c'è lì, aspetta per qua. Dove? Ehi, Cerchi fa una bella figura. Io t'aspetto. Non appreso. ma che ci passa vuoi? Compare dice buona moglie vostra. Mi raccomando, facete onore, Gata è tornata in pressa. Ma che ci fatti per la guerra, non so capire. Non sapete, pensateci ogni tanto. Vicino alla preghiera, prima di cantare. Ma che c'è la fucilazione, non so fare, sono sì. Ebbene sì. Non c'è niente per me, non c'è niente. Non mi è meglio la prima cosa. Vado e ritornerò trionfatore. Sì, che mo soltanto l'hai capito. L'Italia, o popolo, aveva bisogno di me. Ma che sta passando, Sandis? Aveva ragione, Don Salvatore, la festa è finita. Trasiamo a batteria, andiamo a faticare. Carmen, ma che fine hai fatto che ti sto cercando a mezz'ora? Uè, ma tu che sta faccia? Non sai, proprio marito tutte cose. Senti, ma che dai, che lo sciamo dei frati. Marito che tu e questa mia signora, me la intendete? Ma basta, non serve. Ma volete spiegare com'è nato questo equivoco? Vabbè, ma ora racconto tutte cose. Sì, sì. È nata perché il curioso marito che aveva un compagno di stomaco. Anche come
cantanti devono avere gli ammiratrici. Ha avuto la gente che pure io senza cantare tenevo gli ammiratori. Io preferito tu, Salvatore. Oh, santo sbagliato. Non tu l'hai tutto in due, ma io sono una scema, voglio troppo bene a chi lo vede. No, non è un mio tipo, non è un mio me, perché scemo sono io, non li sono scemo. Ah no, scemo sono io. No, sono io. Ma ti devo d'accordo a chi è che è scemo? Non stavo tutto un quartiere, che siete scemo, però siete una balaffe. Io compro di perché. Grazie, ma ne voi siete una scema, ma siete una brava, Cioè, mi voglio. sa l'uno. E basta, mo. Uè, ma che va a finire che c'ha la gamba? Ma la volete per niente. Uè. Ma hai sempre una puzza? La puzza è bruciata. La puzza è bruciata. Wow! Ora che faccio scusa non bacca mal dopo fuoco. Io vero sono una scema, la devo permessa. Non ce la fa, sono poco geloso. Poco. Tu sei uno piezza e gelosia. Amore mio, avevo fortuna. Te perdona, siamerai in vase. Ma sei pazzo, stiamo a mezza via, ti basta con crudo. Ma non vedi che non ci sta nessuno? Ma ci sto anch'io però! E ci sto pure io. Ne dà rete. Senti, va a parlare all'Australia. Se non hai permesso ci perseguita, ti imbroglio l'osso a te, e a sta sopra la pelosa. Io sono sovravolosa, ma tu senti, gioco mio. Fermi che mano, senti, tu, per regola e norma tua, la mia fidanzata non è una sovraveloce, me la sovranzuarata. Oggi me la dai pure forte, oggi me la dai. È forte, e si sente pure che le chiamate. E insisti, Chiarino mi manda ne. Insisti nelle offese, Chiarino mi manda ne. Guarda che io, Chiarino mi manda Ma chi ne. ti sta mantenendo? Mentire, mi sono che mi ha fatto veramente. Ma tu ma che aspetti? Che ti metto le mani addosso? Ma chiama, e chi ti mette paura nell'accetto, ma che chiama a casa, t'ha già mettere sotto e t'ha già aspettato, ma non voglio! Ma presto, chi è devo fare qualcosa innamorato di me? E io cosa sto andando? Ma chiama! Fuori che comincia la piate! Ecco, guarda nello specchio! Guarda nello specchio! Quella si è diventata una donna volgare e scurrile! Ma qua scorri! Lo vuoi se non vediato? Mi faccio scorrere sangue tutto! La pistola, calibro dov'è? Non la piazzare! Facciamo! Tirare, mi fai cadere, se Cavolo, noi siamo come sposi giocare per tutto a capo! Andiamo! Assassino! Salvatore, ragazzi, si va pure sta facendo una buona tempo. Ci rimetto a amore mio. E la mamma del vostro. Ma non è da retta a chi li più scema. A calibro no, a pistola. E oggi che c'è devo fare un altro perché devo tirare un po'. È una settimana che sto inguaiato. Non c'è sta proprio niente da fare. Un frate più scemo di chilla non lo poteva capitare a Carmela mia. No, non le poteva capitare. 3 ore dopo, E chissà quando lei. Ma che sta facendo la traviata con il matrimonio? Oh, non senti. Ma vero, come l'hai guardato un attimo? E che se sto pensando su uno pensiero. Ma quale pensiero? Sicuramente avrà avuto un grande successo. Sapete come funziona un coppia di matrimonio? No? Avrà avuto qualche richiesta, qualche bis. E allora speriamo che avrà avuto pure qualche triste. Sa come? Sapete, mio marito si fa la pizza. Ah, pizza. Ma che non mobile? Non signore, una briccia una canzone. Ah, non vi preoccupate, comunque state tranquilli. Mo' vedete come speriamo. Guardate che brutta voce che prende. Ehi, come dai? Cuba! Non siate! Vieni a pigliare! Cuba! Non siate! Cuba! Si chiude a cantare, che succede? Ma non dato l'anticipo! Ma che è successo? Non è successo un successo che nella mia vita non è mai successo! La chitarra, non è rimasto. Ma ci rimasto in coppa un matrimonio, voi non c'è la porta! Oh, sapete, non ce la senza marito che non sto a cuore. Ma accetta! Ma aspetta! Non so! Si parruccia, avete pazienza! Ma vai si va a lucchiare! Sono Salvatore, compa! Chi sì? Salvatore! Salvatore? Beh, sì, io Salvatore e non mi si può salvare! Mamma! Chi sì? Sono mugliere, ma che combinate? Faccio pazienza, Salvatore!
Ma sto momento che tutto mappina innanzi a lui. Ma scusa, Chi è? Moglie, là. Non sapevi che sta? Ah, pure il infermiere, diciamo. Ma risciamo la vita che mi sta preoccupando, ma non capisci che non frega niente di più. Salvatore. Ah no! Sono bugiardo! Ah, se tu fallo vedere. Sono io! Ma ci volete spiegare che succede? Ma io sta cosa. Lo chiudo con il matrimonio. Che fa? Ma credete o non mi credete? Se voi sposi a sposi. Era in un matrimonio, no? Ma- Sposi a sposa, è normale. Un sacco di applausi appena su asciutto. Dimmi cantare. Dimmi cantare. Insieme a te scavrà giù, che mi accompagniamo, sapere fare becci. Allora città, alla sposa voglio dedicare una bella canzone. Che ci avete fatto sentire? Ma la femmina. Lo sposo mi ha mandato storto. Ha detto calmatevi, vuol dire che allo sposo cambio e faccio sentire un'altra bella canzone. E avete cantato? E allo sposo ci ha dedicato e si ombo tu. Ah, comare mi ha guardato storia. Allora ha detto come guardate per voi, vi dedico un'altra bella canzone, una canzone di Domenico Cutugno. Modugno l'ha dedicato tu sei una cosa grande. Oh Gesù, ma quella è una bella canzone. Oh, compare mi ha dato storto. Ma perché sei una bella canzone? Sì, la canzone è bella, ma la comare, passavano 15 mesi. Allora ci dite, al compare gli dedico un'altra bella canzone. La moglie in lingua ce la voglio dedicare. E ci ha dedicato la canzone di Marco Mastina. Masina? Marco Masina, la canzone italiana, quella che dice vaffanculo. A questo punto qua, saprà tu, tutti gli invitati si sono caesati a lei. A questo momento sono passati dei camerieri che cantano l'uno di te guardi. Tutti gli invitati sanno che cantano l'uno mucca. L'hanno usato come c'è il bottano. E che mi è arrivato in le ricotte, mozzarella, provola, polpette. Come hanno portato dentro il bagno. E uno allora ha detto, ma perché volete cantare? Voi non potete cantare, la chitarra a mano. Lo sai quando mi toccano sto tasto? Io non ci vedo più, sapete quando mi toccano sto tasto? Non ci vedo più. Io non so cantare a te, non ci visto più, sapete tu. Ci pigliate la chitarra. E ce l'avete scazzato in capo? Guarda che mi hanno fatto, Ma non voglio a Napoli, sapete tu, perché a Napoli non mi capiscono. A Napoli gli artisti non capiscono. Caro Salvatore, bella notizia, domani partiamo per Torino tutta la famiglia con noi, viene anche Carmela. E io ti mando un campo su. Sei venuto dicendo da solo? No, ti faccio compagnia, fra poco muore. Bravo, ma chi è? Chi è? Hai visto mamma la mamma? Qua ci sono l'indiano, si è vestito da Carmela. No, sì, tranquillo, E non sapete, compare mio, già qui. Che cosa è successo? Chi mi ha acconciato così? le mie fans. Oh, troppo bene, fammi vedere. Che è? Oh, io ti sto inguaiando, vi accompagno all'ospedale, vi accompagno all'ospedale subito. Veramente? Siete fortunato, perché ieri ho comprato una motocicletta nuova. Anzi, non vuoi, vi accompagno all'ospedale. Ha insegnato lui? Un mamma locale. Seguite a Giacomini che è la prima cosa seria che diciamo a Va noi. bene. E allora va. Piace. Visto annunziati all'andata, sono chiuso a cantare. Io ritorno, ma la ricovera. Adesso, volete di sangue? Vai! Vogliamo cercare un modo? Salvatore non dice cose niente. Ma certamente che cose niente, non vi preoccupate, ci metteranno 2 o 3 punti in capo. Ah sì, allora che speriamo che ci mettere buona, così si accorge che la capa facile per te. E le luci perché non vengono? Vuoi che sei tornato al cameriere? Qualche solito incidente tutte e due. Sono annunziati corrito! Che è successo? Un marito vostro con un giovane ha avuto un incidente troppo la motocicletta! Non sapete già. Non prenda per le Dai fatti che avete appena visto sono trascorsi diversi mesi.
Giacomino nell'incidente è rimasto illeso, ma non è stato così per Saverio, che ahimè ha perduto la vista. Ed ora si arrangia con la sua inseparabile chitarra a cantare e suonare per le vie di Napoli. Salvatore non ha ancora trovato un lavoro. Giacomino invece si è sposato con Chiarina ed ora vive a Torino, portando con sé tutta la sua famiglia e Carmela, che suo malgrado ha dovuto lasciare l'amato Salvatore. È il 25 dicembre, è Natale, c'è allegria in tutte le famiglie, ma non è così per Saverio e Salvatore, perché se il primo ha perduto il grande dono della vista, il secondo ha perduto le gioie dell'amore. Avemmo perduto a leggere il giornale. Vogliamo o non vogliamo lavorare stamattina? Voi vedete che fine che ha già fatto. Da padrone a cameriere. O vizio dello yuoco, mio signore. Questo effetto fa. Geletiello? Sì, cara? Hai finito di parlare con questo sguattero? Ha telefonato il cavaliere Morzillo, si devono portare 4 coffi. Elena, ma che c'è bisogno che un paio di segno? Sentito? 4 coffi. Agli ordini. Madama. E beh, ha chiesto pure la licenzia. Elena, come ti senti? Falso allarme, Geletiello, non so incinta. Io non le penso che tenevo. Era un imbarazzo ai visceri, un mio camarato Napoli e niente di più. A proposito, ha telefonato anche il cavaliere gigante, si devono portare 2 coffi. Bye bye. Fatta segno questo. Buongiorno, Giuliano. Buongiorno, Salvatore. Un buon caffè. Ma perché ti metti sempre in cerimonia? Perché sei un'amica e ti metto sempre a disposizione. Raggiarisci. Carmela, smetta il tutto. La ricetta che mi scriveva ha nascosto dai genitori. Ma niente, nemmeno un olivo. Niente. E non disperare, Salvatore, dai, che prima o poi. Ehi, e tu come apri questo caffè? Salvatore non mi ha permesso, sennò che lo rimbambite sa lenta. Ma scrive. E quando mi scrive? Una lettera che non arriva mai, è una speranza, una parola bella, è una tristezza, una giornata sola. Per me, che sto aspettando, scriva. Che ha fatto? Ha punto il caffè il cavaliere Morzillo. Mannaggia la cavaliere, mannaggia la cavaliere. Chi stelate che ha fatto una brutta fine? Salvatore. Giacomo, chi è che caffè c'è? Domani sposa Sanovaia. Da sta zitto quando parlo io, sto vigito non arriva mai. Parla tu. Domani sposa mia sorella, ci tratteremo qui a Napoli un paio di giorni. Ah, si fece una sanguetta. Salvatore, non sapere come sta. E come da stare? Oramai è l'occhio. Ma non si è potuto fare niente. Sì, già come si potesse fare ed anche poco. Ma ci vanno troppi soldi e loro sai, non è una possibilità. Salvatore, quando sarà il momento dell'operazione, fammelo sapere. Io mi sento assai responsabile per quello che succede a quella traversata. Ma si sta.
Comunque quando vita non ci chiese da parte mia. Non c'era tu stesso. Ma sì, forse hai ragione, c'è tu anche stesso. Ciao, Carmela come sta? Tu ti sai che sei Carmela? Carmela ti vuoi sempre bene. Sempre bene. Tu c'hai la vita soia. La vita soia. Un gambo senza idee, senza idee! Passa la vaniglia! Devi stare zitto quando apri la bocca, capito? Sì. Comunque sì, tu vuoi sempre bene, tu c'hai la vita soia. E c'è per te una bella notizia. Sì, il Natale è pure per te. Papà si è deciso a dare il suo consenso, anzi, hai trovato posto di lavoro a Torino. Amen. Così per da là a Torino con noi ti sposa e si contenta per tua. Ma è vero quello che mi state dicendo? Sì. O mi state soltanto illudendo? E ti pare un momento illudere a Natale, è così vero che Carmela... Carmela! Carmela! Carmela, amore mio! Carmela! Ma mi stai abbracciando tu a questi portami, sembra una cosa coppa coppa. Carmela, sono 400 giorni che ti già raccontato. Che ci spicciamo prossimo Natale, spicciamo. Abbiamo da fare, ma non è il momento, ma dammi rimane. Mia sorella sta aspettando, ci vediamo domani. Vabbè, papà, Ci avremo rimane. Carmela? Carmela, domani. Ciao. O su di me tu fai rimane? Sì. Carmela, non ci posso pensare che è Natale. Ma vedete che fine che ci fatto? E anche il cavalier Morzillo è stato servito. Mannaggia la vita mia, mannaggia la vita mia. A me che me ne importa. Ma Cattorino, finalmente trovo una fatica. E soprattutto è tornato con me Carmela. Lascia fare un regalo. A costa di Marigni le vie potevamo già fare. Vieni. Abbiamo trovato tutte le poste occupate. Vuol dire che non ci avviciniamo alla aspetta, Lo sancio la bocca tu. Andà cecà che va a saccare non me l'hanno solito. Sapete, faccio a brigare un po' a capassi, non so che c'è. Speriamo. Buongiorno, compà. Buongiorno, non si ride. Buongiorno, sabato. Sabato. Che? Compà, oggi mi sento assai felice. Oh, Mi sento assai contento. hai trovato lavoro. E chi vorrà, non si ride. Chi vorrà? Sabato. È stata vicino a te. La moglie non mi giurò. Dicevo chi vorrà lavoro. Ma forse pure su questa cosa c'è sta una soluzione. Lo sapete? È tornata Carmela. A Torino è tornata. Ah, Carmela. Perciò tu sei profumata. Sì. Tu piedi sempre, Salvatore. Compà, lo sapete? È arrivato pure Giacomino Cucchiarino. Ah. Sì. E vi mandano i loro saluti. Ma ne saluto, ma ne soldi, Giacomino. Quello che sta fatto sempre sprendenziale, Compà, comunque vi faccio tantissimi auguri di buon Natale. Grazie, pure a Buona te. fine Tieni di una mese. sigaretta, Dio. No, compà, mi dispiace, non la tengo. Ah, fai schifo. Se no arrivo volentieri. Con tutte cose. Ancora buon Natale. E tanti auguri. Pure a te, sabato, pure a te. Anche una sigaretta, sai, ma guarda che... Nel frattempo caso suo. Ragazza con male a Filippo, perché sembra che cose sorda, qui stasera che mangiamo per noi. Mi tuo capello? Il tuo capello mi è italiano, no? Vabbè, lasciamo. Va, non ci arrivi, vieni presto, vieni. Non ti preoccupare. Come mamma c'è la faccia, come mamma c'è la faccia. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Non passassi con... Grazie, buon posto e buon Natale, grazie assai, grazie. Buon Natale. Buon Natale. Non passassi cannabella, non passassi cannabella. Mamma tu sei pezzendetta, mamma tu sei pezzendetta. Non manare, vieni,
siamo nei giardini. Pane, zucchero e panella, che facetta e piscina. Buon Natale. Pure a te. Venuti qua. Non c'è bisogno di dire quando non c'è. Grazie pure a voi, pure a voi. Non mi ha fatto mamma, io sto e per far spizzizzolone, e per far spizzizzolone. Mamma dove si è pozzendetta, mamma dove si è pozzendetta. E per far sti canne bella, e per far sti canne bella. Non sapevi che ci mettete. Auguri, non sapevo. Auguri, vi ringrazio. Ma qualcosa di soldi mi potevo mettere in una coppola, no? Ce l'ha gemise, non sapevo. Ce l'ha gemise. Sì, ma io non ho sentito il rumore. Sui catti. E non fanno rumore. Tante cure, non sapevo. Ma voi chi siete? Un amico. Solo un amico. Una mamma che da fatto, una mamma che da fatto. Lo sapevo, la facetta, lo sapevo, la facetta. Non bastasse carne bella, non bastasse carne bella. Mamma dove si appozzendetta, mamma dove si appozzendetta. Numerare, chine, bravo le giardine. Non me lo dai da parte. Se Martellina, basta così. In the braccia di Ancella dice I am amore Paloma mia, dicendo tu Ancella dice I am amore. Grazie signor, grazie, come mamma da fatta, come mamma da fatta.